Eccoci insieme cari telespettatori, come vedete alle mie spalle i loghi delle associazioni dei consumatori. Parliamo quindi di progetti molto importanti di tutela dei cittadini consumatori, utenti e quant'altro, in virtù di un'attività che si è svolta in compartecipazione con la Regione, con l'Europa. Insomma, adesso vi racconteranno bene i nostri ospiti. Noi comunque ogni martedì parliamo di problematiche, come risolverle, che capitano spesso se non si sta tanto attenti. A volte, anche se si sta molto attenti, purtroppo capitano degli imprevisti che possono comunque provocare delle difficoltà nella nostra vita quotidiana. E allora, come diciamo sempre, cerchiamo nei limiti possibile di risolverlo, però meglio di tutto è farsi supportare, farsi aiutare dalle associazioni di consumatori. Allora, in compartecipazione con, oltre a Federconsumatori, che è capofila che in questo ambito è capofila della comunicazione di questo progetto, ma con ADOC, Lega Consumatori Veneto, e nella fattispecie Sergio Taurino, ben ritornato presidente regionale ADOC. Buongiorno, grazie di essere qui con buongiorno noi. Spettatori. E Silvia Toffolo, rappresentante Lega Consumatori a livello regionale, in questo caso titolata a rappresentarlo. Vediamo di capire quali sono le dinamiche che vi vedono coinvolti in quest'ambito. Come mai compare anche ADOC e Lega Consumatori? Cosa c'è? Di che cosa si tratta? E quindi questo progetto Mise Covid, che cos'è? Allora, intanto comincio col ringraziare anche Federconsumatori e Giovanna, che ci ha dato la possibilità di venire oggi a parlare un pochettino anche delle problematiche nelle nostre associazioni. Mise Covid nasce come un progetto del Ministero dello Sviluppo Economico, che viene finanziato dal Ministero e poi dopo i fondi vengono suddivisi nelle varie regioni in base alle proporzioni, in base agli abitanti, eccetera. Questi fondi in questi 2 anni, 20 e 21, ci hanno dato la possibilità e continuano a darci la possibilità a gestire anche tutte quelle emergenze che sono sorte in seguito ai lockdown, in seguito ai cambiamenti anche, diciamo, delle abitudini dei consumatori, i quali, poverini, in alcune fasce di età si sono trovati in gravissima difficoltà e non hanno permesso loro di poter usufruire adeguatamente anche dei servizi. Per cui adesso Federconsumatori porta avanti la sua parte di progetto, Lega Consumatori porta anche la sua parte di progetto, ADOC porta avanti anche la sua, ma chiaramente in grande sinergia. Noi facciamo parte del CRCU regionale, quindi il Comitato Regionale Consumatori e Utenti, che fa capo all'assessore Marcato. Praticamente siamo riconosciuti dalla Regione Veneto solo in 4 associazioni oggi. C'è la Federconsumatori, la Lega Consumatori, ADOC e Unione Nazionale Consumatori, che probabilmente da quest'anno non verrà riconosciuta perché si è tirata indietro, per motivi, diciamo, anche di organizzazione. Un tempo ce n'erano tante. Un tempo ce n'erano tante e probabilmente anche questo, diciamo, come dire, questo sfoltimento ci ha dato anche la possibilità di essere più sinergici, perché lavoriamo veramente in stretta collaborazione. Io, la Presidente regionale Erika Zanca della Lega Consumatori, e la Presidente Giovanna Capuzzo, in grande amicizia, in grande sinergia. Stiamo partecipando tutti e 3 progetti per poter aggredire praticamente tutti gli ambiti del consumerismo e dare anche la possibilità, secondo le potenzialità di ogni associazione, di sviluppare al 100% quelle che sono le azioni che poi dopo ci stanno portando anche sia a livello comunicativo ma anche a livello proprio gestionale a dare il meglio di noi stessi. Chiaramente noi ricordo che siamo sempre delle associazioni di promozione sociale, quindi abbiamo anche i nostri limiti, però abbiamo dei volontari, però fate già parecchie cose, insomma, sì, molto motivati e molto veramente capaci, perché facciamo anche i corsi di formazione ogni anno, sia per la conciliazione, sia per quanto riguarda gli sportelli, l'adeguamento degli sportelli a livello anche psicologico. So che anche Federconsumatori ha aperto anche uno sportello psicologico Covid in questo periodo, penso che sia stato già ottobre 2020, ha cominciato a fare lo sportello psicologico. E poi dopo c'è la Lega Consumatori, grande Erika, con le sue collaboratrici, bravissime oltretutto, lo posso dire io, che tu mi conosci quando dico le cose, le dico non per piaggeria. Stanno portando avanti
tutta quella, diciamo, la parte progettuale specialmente di cui parleremo oggi, parlerà anche Silvia, innanzitutto per quelle che sono le emergenze. E oggi il turismo, per esempio, e quindi è una delle emergenze. Io mi dedicherò oggi a quella peperina che sono gli aumenti delle bollette, perché come al solito a Sergio tocca sempre le cattive notizie. Va bene, ne sarò testimone anche oggi. Esatto, allora cerchiamo di capire anche questa cosa. Cerchiamo di capire. E soprattutto che cosa possono fare le associazioni di consumatori, che più sono rappresentate, quindi più hanno iscritti, più naturalmente sono anche forti sul territorio, anche a livello nazionale, hanno una maggior rappresentanza. Allora, Lega Consumatori, come accennava il presidente Haddock, si è presa a carico di questa questione relativa agli aspetti turistici. Sì. Che tra l'altro adesso entrano nuovamente in auge, però lo erano anche l'anno scorso, hanno lasciato degli strascichi di non poco conto. Cosa sta succedendo? Quindi quali sono le emergenze? Allora, diciamo, faccio una premessa per dire che è da febbraio 2020, da quando è iniziata la pandemia Covid, che si parla effettivamente di questo problema di rimborsi non solo di voli aerei, ma anche di tutta quella parte di pacchetto turistico o piuttosto rimborsi dei treni, dei abbonamenti per gli studenti che insomma, studiano e vanno a scuola. Molti utenti avevano già iniziato a chiamarci già da marzo 2020, proprio perché inizialmente l'Italia, con il primo decreto legislativo, aveva proprio definito che l'unica possibilità che avevano gli esercizi commerciali o comunque le compagnie aeree era quella di fare semplicemente un voucher piuttosto che un rimborso. Ecco perché tanti utenti si sono trovati in difficoltà, perché nonostante la pandemia non avesse un tempo definito, l'utente ci chiedeva effettivamente se questi voucher potessero essere allargati o comunque essere riutilizzati o comunque rimborsati. L'Italia poi è stata un po' nell'occhio del mirino dell'Europa, proprio perché la soluzione di solo voucher non andava bene, perché aveva una durata solo di 12 mesi inizialmente. Successivamente hanno fatto un cambio di rotta e proprio con anche l'ultimo decreto sostegni bis si è allargata la possibilità di avere questo rimborso non solo da 12 a 18 mesi, adesso invece la proroga è stata effettivamente dal momento in cui non mi restituisci soldi spesi per il biglietto, almeno che io abbia un tempo ragionevole per poterli spendere. Sì, inizialmente non c'era questa possibilità, o solo voucher, altrimenti il rimborso era perso. Adesso oltre al voucher c'è comunque la possibilità di avere un rimborso. Cioè, ad esempio, se un cittadino ha avuto un voucher a settembre, per esempio, ottobre, adesso non so, quando i voli erano sospesi, oppure è successo anche d'estate. Ah sì, esatto, subito da marzo. Ancora adesso può chiedere restituzione del denaro, oppure solo il voucher? Sì, ancora adesso? Bisogna far scadere il voucher, ovviamente, quindi che sia di 12 o di 24 mesi, poi posso chiedere rimborso. Poi posso chiedere. Addirittura del volo aereo posso già chiedere un rimborso, mentre per i pacchetti turistici devo proprio aspettare che si chiuda nei 24 mesi. Buongiorno, vi ringrazio per questo appuntamento che mi ha fatto scoprire che ancora oggi c'è qualcuno a cui rivolgersi per problemi, soprattutto quando ci si scontra con le grandi aziende. Grazie. Iniziamo questo messaggio del telespettatore, perché effettivamente quando avere dietro un intervento di un'associazione di consumatori è molto importante, che non il singolo, anche se supportato da un avvocato, però comunque purtroppo sappiamo che è una forza minore, e voi state portando avanti tutti quanti, ognuno le proprie grandi battaglie, giustamente diviso anche per maggiori competenze o maggior numero anche di persone che presentano i reclami, perché questo è un altro aspetto anche da ricordare. Sì. Come abbiamo visto per le banche, c'è più Sergio Taurino va bene. Non ne parliamo in questo caso, niente, non accenniamo al discorso, ma c'è anche questo problema. Molto. Confermo, Elena, confermo. Ecco, perfetto, magari in un'altra occasione ne riparleremo. In un'altra occasione ne riparleremo. Allora, dicevamo, quindi attenzione, deve andare a scadenza la possibilità di utilizzare i voucher e poi si possono ottenere i soldi. E va bene, questo dice il decreto sostegni bis. Esatto, è l'ultima. Cosa succede se la compagnia aerea, è successo, la compagnia, anziché il gestore, l'operatore, insomma chi che sia, non
dà indietro, scade il tempo e non restituisce il denaro o propone qualcosa di diverso o non fa consumare questo. Si è verificato questo caso e cosa può fare il cittadino? Allora sì, ovviamente sia le compagnie aeree sia che le attività turistiche effettivamente spingono per il voucher proprio per non perdere la possibilità, insomma, di un rientro economico, e lo capiamo benissimo, nel senso che siamo un po' a metà tra questi due problemi, cioè tutelare il cittadino ma non andare a intaccare effettivamente anche l'economia. Però se un cittadino non ha la possibilità comunque di ricevere queste soluzioni, si può comunque fare un reclamo all'azienda, anche perché ricordiamo, posso avere anche dei problemi economici per cui non riesco ad andare a viaggiare, perché questo ha perso il lavoro, faccio l'esempio, e non posso più andare in vacanza. Sì, il Covid ha portato comunque per qualche famiglia un impoverimento, e l'abbiamo visto non solo con la questione voli, ma anche, poi ne parlerà anche... Ma ci deve essere qualcosa di oggettivo, comprovato, cioè la perdita del lavoro, il genitore che sta male, c'è una certificazione che attesti questo per convalidare la possibilità? Si parla più che altro di problematiche nel viaggiare legate però al Covid, ecco, quindi questa è la prima, è il primo motivo per cui posso accedere effettivamente a una forma alternativa di non se cambia idea. Se cambia idea no, deve essere proprio legato al Covid questa normativa. Poi ovviamente sta anche alla buona fede magari dell'operatore turistico, che mi dà, come diceva lei prima, un'altra proposta, magari un'altra possibilità, questo sì. È un po' variabile la questione, proprio perché si sono susseguite una serie di norme e all'inizio non erano molto chiare. Oggi abbiamo anche visto che basta un attimo avere un po' di rapporto con l'azienda e magari si riesce anche ad ottenere qualcosa in più rispetto alla classica normativa. Chiaro. Allora, torniamo su questi temi, il tempo vola letteralmente. Andiamo in break pubblicitario e poi rivediamo insieme alcuni aspetti che mi sono anche venuti in mente. Voi, se volete scrivere i vostri messaggi, tra poco dopo la pubblicità.